buonasera a tutti. Siamo arrivati all'epoca moderna. Si parla dell'uso della spada e non potevamo trovare a questo punto, dopo un'introduzione del genere, un miglior racconto. Abbiamo parlato delle virtù dello schermidore, dell'importanza della tecnica dei trattati. Diamo un senso adesso al titolo stesso dei nostri lavori, ideologia e prassi. Io rubo un'affermazione fatta da Maestro Toran. Il Cuscaglieri Scherma sta rinascendo in questi anni. Noi ci rifacciamo a due scuole italiane di scherma moderna. Una è la scuola di Ciolo, pisana, e una è l'approccio del Maestro Toran di Busto Arsizio. Allora, sono due approcci apparentemente agli antipodi. E Maestro Toran, infatti, entrando qui, rivolgendosi a Maestro Di Ciolo, ha parlato di prassi e rivolgendosi a se stesso di ideologia. È una semplificazione, sono tutti e due attenti a degli aspetti importantissimi della scherma, tra cui la tattica, la preparazione fisica, però hanno due approcci, a mio parere, molto differenti. Maestro Toran ha creato una gemma preziosa in Italia, il primo museo della scherma, in una realtà piccola, e all'interno del museo ha una sala scherma che ha una tradizione vincente e che sforna atleti di alto livello e che per noi è un punto di riferimento. Maestro Di Ciolo conduce assieme al padre una palestra di altissimo livello, studiata in tutto il mondo, a cui fanno tutti riferimento, e si chiama per l'appunto Scuola Di Ciolo. Ha un approccio, io vorrei chiamarlo in maniera un po' pomposa, teleologico, nel senso che l'approccio della Scuola Di Ciolo è un approccio che mira al risultato e mira infatti a tirar su campioni in tutto, non che Maestro Toran non faccia altrettanto, però ha un approccio molto più pratico. In questo momento sentiremo i due approcci diversi e prima di tutto sentiremo il Maestro Di Ciolo che ci parlerà della metodologia dell'allenamento. Sarà molto interessante vedere in che modo viene letta la scuola pisana, la metodologia, e poi in che modo Maestro Toran ci presenterà un altro aspetto della scherma, che è quello che ha fatto sì che io e i miei collaboratori ci innamorassimo di questo sport, che è l'aspetto filosofico e mentale della spada e soprattutto di come la scherma faccia sì che lo schermidore abbia due avversari, quello di fronte e se stesso. È necessario fare un lavoro interiore per poter fare questo sport, non sempre ci si riesce. Io vi lascio e lascio la parola a Maestro Di Ciolo. Buonasera a tutti, grazie al Cuscaglieri, grazie a chi ha messo questo microfono, grazie al professor Cordo dell'università, ora grazie a qualcuno che mi aiuti, perché io uso un altro tipo di computer e sono già un po' poi sapete. Ecco. Mi sto subito. No, perché come diceva il mio amico, sono piuttosto una bestia d'anima, questo? Una bestia da palestra. Bene, mi vorrei subito agganciare a chi mi ha preceduto dicendo che cosa è oggi la spada, che cosa è oggi la scherma. Beh, una volta era qualcosa di definitivo, qualcosa di utile tutti i giorni, qualcosa che serviva o che poteva essere utile a difendere, soprattutto a schermirsi, no? Quindi a difendersi, eccetera. Oggi, fortunatamente, ci sono, diciamo, le bombe chimiche, ci sono altri sistemi, fortunatamente, quindi possiamo utilizzare la scherma come una disciplina dalla quale possiamo imparare un qualche cosa, quindi una materia. Il titolo di oggi, la prassi, riguarda esattamente questo concetto, cioè siamo passati dal guerriero, dal soldato, a uno strumento sportivo, ovvero siamo passati da quella che è stata definita nel 1409, no? Un'arte e soprattutto poi successivamente una scienza da studiare, a quello che oggi è il risultato di anni e anni e anni di studio, perché tutti questi trattati hanno prodotto poi delle riedizioni successive, e quindi siamo arrivati
all'utilizzo quotidiano di questa disciplina che è la scherma. E in realtà oggi potremmo definirci questa figura che è del maestro, che per gli studiosi dei maestri antichi non esiste più oggi, perché molto educatamente hanno deciso di non chiamarsi più maestri, vero? Mi pare una cosa del genere. I maestri sono morti, è vero? Sono qui. Bene, oggi il maestro, secondo una determinata prassi, è un formatore, è un allenatore, cioè qualcuno che forma, che sviluppa, che allena, quindi che produce nell'organismo e nelle menti un qualche cosa da compensare, quindi da supercompensare. Beh, è diverso da un qualche cosa che potrebbe essere assimilabile all'addestratore dei cani, per esempio. Questo vi faccio un esempio. Quindi il maestro di scherma è un catalizzatore, è un produttore di formazioni. E che cosa può essere formato con la scherma? Qui in quest'aula abbiamo visto già diversi esempi, perché pensiamo a un maestro di scherma che conosce tutta un'evoluzione dei propri attrezzi, quindi delle armi bianche, può utilizzare la sua disciplina in modo interdisciplinare, chiaramente, per formare, per educare alla storia, no? Pensiamo a una maestra alimentare, no? Elementare, che conosce la storia delle armi bianche. Beh, lui può iniziare a insegnare ai bambini tutta la storia dell'umanità, prendendo in esame l'arma e studiando l'epoca in cui veniva usata e il perché, il come veniva utilizzato in quel periodo storico. Lo stesso come può essere fatto con altre materie, la geometria, in base alle distanze, in base ai volumi, in base a come vengono impiegate queste armi. Il bambino, il ragazzo, l'adolescente, l'adulto, anzi qui apro una parentesi che mi sembra fondamentale, tutti questi bei studenti da domani si devono iscrivere al corso, pena bocciature all'esame di storia dell'arte, tutte queste materie. Queste materie possono essere imparate in modo interdisciplinare, quindi oltre a quelle classiche anche tutte le attività logico-matematiche, quindi la sottrazione, la somma possono essere imparate tramite la scherma. Chiaramente ci vuole un approccio che è sensibilmente diverso da quello che veniva utilizzato o che viene utilizzato per l'addestramento delle mosse che sentiamo fare spesso in alcune tipologie di scuole. Noi, come ha premesso prima il nostro amico, proveniamo da una scuola che si applica per ciò che ritiene opportuno che sia. La scherma per noi è una disciplina, quindi una materia, e quindi è una materia che ne contiene tante altre e che tramite, e non un mezzo, quindi è un tramite con il quale possono essere apprese le materie che ho accennato, ma ognuno di voi ne potrebbe inserire molte altre. Perché spesso nell'ambiente sportivo ciò che emerge, quindi ciò che viene in evidenza, sono i risultati agonistici. Quindi un maestro è bravo, un allenatore è bravo se i suoi allievi vincono. E io mi inchino a questa verità, perché in fondo è anche così. In realtà bisogna andare un pochino più in profondo, perché spesso le vittorie sono frutto anche del talento personale, di vari strati sociali, in particolare collocati in una determinata zona del nostro globo, dalla fortuna, da una serie di concatenazioni. In realtà il lavoro fatto bene non è così facilmente individuabile solo attraverso i risultati, ma occorrerebbe un attento studio di tutto questo. Noi ci stiamo applicando, ogni tanto esce una pubblicazioncina per descrivere, piuttosto divulgativa, perché noi siamo appunto delle bestie da palestra, quindi tutti i riferimenti bibliografici, scientifici non sono così ben evidenti, però cerchiamo di fare questo perché chi viene dopo magari potrebbe essere interessato allo stesso utilizzo. E qui nasce una proposta. Noi ci proponiamo di educare alla scherma, quindi di fare imparare la scherma tramite una sua derivazione etimologica, ovvero quello che è per noi la scherma, un mezzo tramite il quale l'educazione fisica può fare imparare. E quindi, questo è quello che ho detto prima, quindi al di là di tutte le materie a cui ho fatto riferimento prima, quindi geometria, attività logico-matematiche, il ritmo, quindi la musica, la storia,
analizziamo bene quali sono le principali doti che ha la scherma per poterla utilizzare. Quindi la scherma come attività motoria può essere utilizzata dall'educazione fisica per lasciare imparare le abilità motorie che sono correlate a quelle che sono le principali funzioni umane. E qui apro un'altra parentesi per dire una bestemmia: la scherma probabilmente è uno degli sport più completi che ci siano, se per completo intendiamo che fa sviluppare più possibilità motorie possibili sui diversi piani, ovviamente, perché spesso viene presa in considerazione solo la simmetria, ma di simmetrie ce ne sono tante, ci sono tanti piani, e quindi noi ci interessiamo principalmente di 3 tipologie di funzioni: quelle sensoriali posturali, quindi ciò che si può imparare dall'uso dell'arma per imparare a vedere meglio, a misurare meglio la distanza in un determinato tempo, all'utilizzo di un oggetto con le mani, al sentire il ritmo con l'occhio e col vestibolo, a tutto ciò che riguarda la postura e quindi il poter realizzare un'armonicità del movimento. Poi possiamo sviluppare tramite la scherma tutto quello che è riferito alla psicomotricità, ovvero in senso lato a ciò che riguarda lo spazio intorno a noi. Abbiamo un oggetto di 1 metro in mano, circa 90 cm circa, e ci dobbiamo infizzare un altro o meno davanti. Non è così semplice se anche quell'altro sta a 1 metro indietro, quindi sono 2 metri. E poi tutto quello che riguarda la lateralizzazione, tutto quello che riguarda l'equilibrio dinamico. Ma soprattutto dalla scherma possiamo imparare quello che una volta veniva scambiato per il codice cavalleresco o fair play. Ecco, tutto quello che possiamo imparare dalla scherma in definitiva si riassume nell'arte della persuasione. Una volta sono andato a un incontro con dei ragazzi e dissi: la scherma è la regina degli sport, è la regina, diciamo così, delle arti dell'inganno. E dalla platea uno alzò la mano e dice: scusi, ma se me lo dice così, io a scherma non ci vengo perché sono una persona per bene e io non ci verrò mai. E allora io gli dissi: hai ragione, la scherma è l'arte della persuasione. E da lì, infatti, ora ho smesso, non lo dico più, anzi non ve lo segnate perché gli studenti segnano gli appunti. Negli appunti segnate: la scherma è l'arte della persuasione. Perché? Perché non può essere considerato uno sport individuale, perché di fronte a noi c'è sempre un avversario. Prima è stato detto ci sono almeno 2 persone, no? Cioè, dobbiamo avere una relazione con 2 persone, con noi stessi, e sono gli aspetti psicomotori, che non è scherma, è ginnastica. È la relazione con l'altro che fa la differenza tra uno sport individuale e uno sport di contrasto con la scherma. Abbiamo volendo un'altra relazione oggi. Prima quando facevano le guerre non c'era, anche se poi vedremo nella prossima relazione che già giocavano con l'arbitro. Ecco, la relazione oggi si fa con l'avversario e con l'arbitro, perché essendoci delle regole è il lettore, il decodificatore di queste regole è l'arbitro. Allora noi dobbiamo convincere con dei movimenti il nostro avversario e il nostro arbitro. Per mettere in pratica quella che noi pensiamo che sia la nostra proposta, ovvero un nuovo modo di concepire lo sport, ma soprattutto la scherma, e cioè renderla un mezzo per formare e sviluppare le attività motorie, è senz'altro l'approccio metodologico, ovvero come ci avviciniamo allo studio di tutti i metodi. Probabilmente nel mondo della scienza parleremo di metodo, ecco, però il metodo presuppone il protocollo, il modello, la ripetizione, lo standard, ovvero il poter riprodurre sempre da tutti verso tutti lo stesso risultato. Dato che noi crediamo che nella scherma tutto questo sia impossibile,
lo prendiamo all'inizio e utilizziamo un approccio metodologico differenziale, sintetico, olistico, ovvero quello che dobbiamo tenere presente è che la tecnica, ovvero i movimenti, sono un oggetto, non è il risultato, non è la tecnica da ottenere, ma è quello che serve con la tecnica, il ragionamento. Qui ho messo alcune immagini perché rappresentano quello che può essere imparato dalla scherma in una palestra di scherma, quindi non solo con la scherma, e quindi sono i vari movimenti che non vi sto a dire perché vi potrei tediare, ma sono le varie botte dritte, riporti, trasporti, cambi di legamento, ha degli esercizi che sono giochi. Vedete, questo rappresenta la differenza tra i tempi in cui i guerrieri potevano maneggiare spade da 1 chilo, 2 kg, 1,5 kg con una certa disinvoltura e, ahimè, la triste realtà odierna. I bambini di oggi, almeno a Pisa, non lo so, qui in Sardegna se siete più fortunati, sono piuttosto alieni a tutto ciò che è il movimento naturale e libero. E allora dobbiamo in qualche maniera in palestra costruirglielo facendo dei ruzzini in termine scientifico, non so se è traducibile, dei ruzzini per educarli e per la scherma e per utilizzare la mano, insomma. Questa bella bambina è Elena Di Sciolo, per la privacy ve lo volevo dire, ma bellissima, te la guardo, ora ha 19 anni. Quindi le conseguenze di questo nuovo modo vanno a influenzare la prassi, ovvero che cosa e come viene utilizzato in palestra. Secondo questo approccio il maestro non è più un dispensatore, si può dire? È italiano? Non c'è più un travaso di conoscenze tra docente e discente, non si fa come stiamo facendo ora qui con questo approccio imitativo, no? Io sono il modello, voi ascoltate in religioso silenzio, mi lusinga molto, ma so che molti di voi potrebbero essere col cervello da un'altra parte, ma utilizzare un sistema interattivo in cui il maestro è un catalizzatore che utilizza la scherma per fare imparare. Utilizzare questo approccio sintetico naturale vuol dire utilizzare le competenze motorie e sviluppare le competenze motorie nei nostri allievi attraverso di varie forme di esercitazioni tecniche speciali. Queste nella scherma si chiamano lezioni. Noi utilizziamo dei termini un po' meno diciamo così nobili, perché per noi questa, che viene chiamata lezione, è un'esercitazione tecnica speciale in gruppo. Oppure utilizziamo alcuni meccanismi per rendere diversificato tutto quello che riguarda la psicomotricità. C'è in sala qualcuno che si occupa di psicomotricità? Bene, questo mi rende libero di inventare tutto. Fantastico. Qualcuno di voi studia storia? Non dirò niente di storia. Ecco, quindi un punto diciamo cruciale è questo qui, diciamo con questa filosofia, con questo approccio metodologico il maestro non insegna la scherma, è questa qui la distinzione, quindi non insegniamo la scherma ma facciamo in modo che l'allievo impari. E il primo passaggio ovviamente è che impari ad imparare. È una bella frase, io l'ho detta con disinvoltura, non è mia, naturalmente l'hanno detta in tanti prima di me. Imparare ad imparare è la base, è la chiave di questo tipo di approccio metodologico, perché è perenne, è continuo. Noi con questo approccio metodologico ci prefiggiamo molto arditamente, perché gli schemitori devono avere audacia, di fare in modo che i nostri allievi possano
imparare sempre e che quindi non si trovino mai in difficoltà sulle contrarie degli avversari, sui cambiamenti dei regolamenti e soprattutto che siano invincibili per quanto riguarda l'apprendimento oltre le fasi sensibili. Ci siamo sulle fasi sensibili dell'apprendimento. Sapete che i bambini tra i 6 e gli 11 anni imparano meglio degli uomini della mia età? Lo sapevate questo? Ecco, anche la schema non fa regola, non fa eccezione. Tra i 6 e gli 11 anni si imparano tante cose. Noi cerchiamo di fare in modo che questo possa accadere anche con gli adulti, quindi di lasciare aperte più strade possibile, ovvero di catalizzare gli apprendimenti e non di renderli simili, di protocollarli. Detto questo, io vi saluto con questa bellissima diapositiva, credevo ci fosse il saluto, niente, vi saluto, lascio la parola a Lorenzo per cantare ancora.